Pronti? 1, 2, 3. Primo segnale buono, ha sbagliato il numero 4 Black Dante. Numero E vediamo 4 che Black Dante è il numero 3 squalificato. Allocco Jet che va a condurre, ma c'è subito lo scatto di BB King dei Veltri che cerca di sfilare. Dal secondo nastro parte bene Candy Group in seconda posizione, insiste BB King dei Veltri su Allocco Jet che difende la posizione. I due le prese dopo 300 metri di gara con BB King dei Veltri che attacca ancora. Allocco cerca di replicare ma BB King insiste, passa a condurre. In meno di 400 è leader. 34 la spesa per la testa, vale meno naturalmente per BB King dei Veltri che tuttavia ha colto partenza fulminea e conduce quindi dopo 500 metri di gara nei confronti di Allocco Jet e Candy Group, poi gli altri condotti da Captain Morgan e via via tutti gli altri con in penultima posizione Emily Pan che precede Zilat Jet. Emily Pan accenna a spostare all'esterno dopo meno di un giro di gara e gli 800 se ne vanno intanto per la testa in 1-3-3. Seconda posizione per Allocco Jet, poi Candy Group che ha spostato al largo e ne approfitta allora Captain Morgan per guadagnare una posizione in corda. Se ne va il primo chilometro di gara nell'ordine dell'1:19.8. BB King dei Veltri con gran partenza dal secondo nastro. Si è portato a condurre in 350 metri e conduce ora davanti a Allocco Jet, all'esterno Candy Group, è seguito da Emily Pan. Dalla coda prova a spostare anche Zilat Jet. Terza posizione lungo la corta per Captain Morgan, intanto in vantaggio è sempre BB King dei Vetri, 600 alla conclusione, Allocco Jet in seconda posizione, percorsi esterne si impegna invece Candy Group seguito da Emily Pan, siamo a 500 dall'arrivo con BB King che ora accelera sotto la pressione di Candy Group e di Emily Pan che viene via in terza ruota, 400 dalla conclusione, secca l'accelerazione del leader. Allocco Jet si mantiene in seconda posizione, Candy Group sembra un po' in difficoltà, avanza Emily Pan, completamento della piegata con Emily Pan che guadagna terreno e si proietta su BB King dei Veltri, finale con BB King che riparte, BB King nelle battute conclusive, si difende da Emily Pan e sul palo transita ancora primo, al terzo posto finisce Allocco Jet. 1:17.7 il ragguaglio conclusivo con un doppio 29.3 a chiudere e il bel primo piano per BB King dei Veltri che la vince in partenza cogliendo un avvio veramente molto sollecito con i nastri per imporsi a una generosissima Emily Pan che sul palo arriva ad un'incollatura, ad una testa praticamente dall'avversario. Vediamo il successo quindi per BB King dei Veltri, in sediolo Roberto Michelotto per il training di Giuseppe Pistone, la scuderia Marodà.